Conta passeggeri, dati di telefonia mobile e nuove tecnologie. È grazie a questi strumenti che MOM e Comune di Treviso ridisegneranno già dai primi giorni del 2026 i servizi di trasporto pubblico, che saranno così più aderenti alla realtà e alle necessità degli utenti. Conclusa la sperimentazione del servizio a chiamata a Treviso, dal 2 gennaio sulle linee 7 e 10 MOM ha deciso di ripristinare corse fisse anche nelle fasce orarie di minore affluenza di viaggiatori. Il servizio ha d'altro canto ottenuto un buon gradimento a Villorba e Vittorio Veneto e qui proseguirà. Quanto all'indagine svolta tra i cittadini, puntualità e frequenza sono i fattori di qualità più importanti per i passeggeri, ma anche quelli dicono che li rendono meno soddisfatti. Sui bus non si è tornati a livello pre-Covid, il divario di affluenza rimane del 18%, ma su questo incide anche il calo demografico e il fatto che gli anziani continuano a guidare più a lungo anche oltre gli 80 anni. Nell'area urbana di Treviso, di contro, sono triplicati gli abbonati tra i lavoratori. L'analisi dei big data su tutti quelli dei contapasseggeri installati a bordo e dei flussi di mobilità estrapolati dai dati di telefonia mobile serviranno a ridisegnare percorsi e frequenze delle linee in area urbana. Nel 2025 abbiamo rinnovato completamente la flotta di Treviso con oltre 28 nuovi mezzi elettrici a metano per un investimento di oltre 15 milioni, commenta il presidente di MOM Giacomo Colladon. Ora dobbiamo garantire un servizio efficiente. Servono interventi rapidi per migliorare la mobilità urbana, è l'appello dell'assessore di comparto Andrea De Checchi. La nuova progettazione del servizio potrà essere introdotta già a settembre. Per le minoranze di Palazzo dei 300 invece era scontato che il servizio a chiamata nel capoluogo sarebbe naufragato. Era un strumento sbagliato. Qui c'è bisogno di avere più autobus e investino su quello, più autobus che girino per la città per le persone anziane e colleghino la periferia con il centro e soprattutto autobus fino alla sera tardi. Non ci sono i soldi, dice Colladon. Allora, siccome Colladon dice di essere là dal 1975, delle due l'una, o si inventa qualcosa per poter portare più soldi e fare, come dire, una mobilità pubblica migliore, altrimenti forse dopo 50 anni magari può anche pensare di andare in pensione.